Benvenuti! Oggi è domenica 26 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 17:16. La luna si leva alle 4:52 e cala alle 13:54. Oggi si celebrano i santi Timoteo e Tito. Il nome Timoteo ha origine greca e significa che onora Dio. Il nome Tito ha origine latina e significa difensore. Oggi 26 gennaio si celebra la giornata internazionale dell'energia pulita. L'istituzione di questa ricorrenza da parte delle Nazioni Unite mira ad evidenziare lo stretto legame presente tra energia pulita, sviluppo socio-economico e sostenibilità ambientale. Molti dei paesi in via di sviluppo dipendono ancora in maniera significativa dai combustibili fossili che impattano enormemente l'ambiente e i cambiamenti climatici. Oggi compie 90 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore. Inizia la carriera in Rai negli anni 60 e poi come inviato per Panorama e La Repubblica. Tra i suoi programmi più di successo abbiamo Telefono Giallo, Enigma, Le Storie e Visionari. Augias è anche un appassionato di storia e di cultura classica e ha scritto diversi libri sull'antichità. Festeggia 62 anni l'allenatore José Mourinho. Personaggio particolare nei rapporti con gli atleti e i media, è soprannominato di Special One. Ha conquistato la Champions League con due club diversi, Porto e Inter. Nel 2021 è stato ingaggiato dalla Roma. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Oggi compie 67 anni Ivan Zazzaroni, giornalista, conduttore televisivo e opinionista. Dal 2018 è direttore del Corriere dello Sport Stadio. Dal 2004 conduce DJ Football Club ed è stato editorialista per Libero, oltre che opinionista per diverse trasmissioni sportive come Pressing lunedì, La Domenica Sportiva e Tiki Taka. Lo ricordiamo come giudice a Ballando con le Stelle. Quando l'imprenditore Thomas Cullinan acquistò in Sudafrica un terreno al prezzo di 52.000 sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato 3 volte tanto dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto. Era il 26 gennaio 1905, il responsabile della miniera trovò il più grande diamante della storia, del peso di 3.106 carati. In onore del legittimo proprietario gli fu dato il nome di Cullinan. Sentiamo spesso parlare di intelligenza artificiale, ma esattamente cosa si intende? L'intelligenza artificiale, IA, è qualsiasi tecnologia che consenta ai computer di fare cose ritenute intelligenti, come la risoluzione di problemi. Un obiettivo dell'intelligenza artificiale è far sì che i computer pensino da soli, prendendo decisioni in base alla situazione, con i cosiddetti neuroni artificiali. Buona domenica ai 12, oggi sono l'analitico Mercurio e il sognatore Nettuno i protagonisti di questa domenica che ci riporta un po' alla dolcezza, ai sogni e alla fantasia. Vediamo nello zodiaco come questo si sviluppa. Ariete, tutta una serie di stimoli vi stanno piovendo addosso e mentre vi godete l'amore, oggi sarete molto più disponibili a essere morbidi, dinamici, anche ad accettare delle idee un pochino diverse dalle vostre, soprattutto se il partner è una persona un po' stravagante. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede Urano molto solido dialogare sia con Marte che con Venere, decisioni importanti in amore, finalmente è arrivato il momento giusto per prendere delle decisioni un po' più impegnative per la vostra vita sentimentale. Gemelli, la giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna, quindi migliora l'umore per voi e sarete decisamente molto più fluidi. Oggi inoltre Mercurio, il vostro beniamino, dialoga con Nettuno creando sogni e miraggi
in cui vi vorreste rifugiare, magari creando una bella atmosfera romantica con il partner. Cancro. La luna oggi passa dal Sagittario all'austero Capricorno, oggi è un momento di razionalità e di solidità degli affetti. Molti di voi si rifugieranno nelle famiglie e rincorreranno cose un po' più solide e concrete. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede la fine del trigono con la luna, quindi oggi magari un po' più spazio all'intimità, sempre un po' rubacchiato ai vari impegni. Alcuni di voi dovranno comunque impiegare un po' di tempo per scrivere o per rivedere delle mail importanti per prepararsi meglio alla settimana successiva. Vergine, giornata assolutamente molto piacevole, soprattutto nella serata, proprio perché un incontro felice vi fa comunque disarmare rispetto ai dubbi che avete in amore. Mercurio, peraltro, torna a sognare, per cui anche su di voi si riflette questo effetto positivo del vostro pianeta che torna ad abbandonarsi al mare dei sentimenti. Bilancia, giornata oggi piena di novità e sorprese, proprio perché tutta una serie di affetti stasera ha deciso di sorprendervi coinvolgendovi in tutta una serie di socialità che all'inizio sarete riluttanti ad accettare, ma perché poi vi coinvolgeranno in una piacevolissima serata. Scorpione, giornata oggi molto piacevole e interessante. La luna in serata sarà vostra amica e Mercurio in Capricorno con Nettuno daranno un pizzico di stravaganza in più ai vostri sogni sentimentali e passionali. Godeteveli. Sagittario, la luna oggi abbandona i vostri gradi, ma uno dei vostri pianeti, Nettuno con Mercurio, stimola un po' la vostra fantasia, alcuni dubbi ed incertezze, ma anche una grande capacità empatica. Oggi è una giornata in cui, per senso di protezione, qualche sospetto su qualche amico che avete intorno potrebbe fare capolino. Capricorno, giornata oggi in cui la luna entrerà nei vostri gradi, ammorbidendo un po' la serata, restituendovi un po', anche con la presenza di Mercurio nel vostro segno zodiacale, i dolci sogni che Nettuno vagheggia in questa dinamica affettiva che sembra essere di nuovo tornata a farvi sognare. Acquario, a proposito di fantasia, siete re dello zodiaco e con questi aspetti che attraversano il vostro cielo siete assolutamente ispirati e ben disposti. Oggi sarà una giornata che dedicherete molto alla socialità, ma anche all'amore e alla passione, per cui insieme al partner vivrete oggi una giornata veramente fantastica. Pesci, siete i protagonisti della giornata assieme al Capricorno, proprio perché Nettuno nei vostri gradi si comunica in regime di sestile con Mercurio in Capricorno, dandovi fantasia estro e anche aggiungendo al vostro senso estetico un po' di originalità in più, dandovi comunque una forza espressiva ed empatica più forte che mai. Il giornalista siracusano Mario Francese pagò con la vita, ad appena 54 anni, il suo coraggio e il suo fiuto di cronista. La sera del 26 gennaio 1979 fu assassinato a colpi di pistola davanti alla sua casa di Palermo da Leoluca Bagarella. Per il suo omicidio sono stati condannati, oltre a Bagarella, anche Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ricordate quando il celebre allenatore di calcio Giovanni Trapattoni, durante una conferenza stampa al Bayern Monaco, pronunciò una frase memorabile in una lingua che mescolava italiano e tedesco? Sto parlando di "Don't count your chickens before they hatch", che in italiano suona come "non contare i tuoi polli prima che si schiudano". Tuttavia nella nostra lingua abbiamo un detto popolare ancora più famoso: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Questo modo di dire ci ricorda di non essere mai troppo sicuri di aver raggiunto qualcosa prima che sia effettivamente successo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il cantautore Luigi Tenco.
Sul fronte sentimentale fece scalpore nel 63 il suo litigio con Gino Paoli a causa di Stefania Sandrelli, della quale entrambi si erano invaghiti. Ben più tragico epilogo ebbe la passione per Dalida, con la quale nel 67 portò al Festival di Sanremo la sua canzone Ciao amore ciao. Cantò rintronato da un cocktail di alcolici e tranquillanti. Dopo la bocciatura si rintanò in albergo e si sparò un colpo di pistola alla tempia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non sono né a favore né contro la pena di morte. Trovo solo imbarazzante essere uccisi da una sedia. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma potete trovarci ogni giorno qui per tenervi sempre aggiornati su curiosità scientifiche, celebrazioni ed informazioni del mondo. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social perché troverete anche delle pillole di almanacco. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Martina.